Cerimonia del WWF a Licata in ricordo di Franco Galia a 14 anni dalla sua scomparsa. Ad onorarne la memoria c'erano tanti amici che con la loro presenza hanno dato testimonianza di quanto affetto girava intorno a lui. Franco Galia era un attivista del WWF di Licata, artefice di una miriade di battaglie, tra le quali ha primeggiato quella relativa all'istituzione della riserva naturale di Torre Salsa Siculiana. Sulla riserva di Torre Salsa addirittura scrisse una tesi di laurea per la facoltà di architettura. A Licata si sono dati appuntamento gli amici in via Messico, dove un giardino è stato intitolato a lui, e di ciò si è fatto garante anche il sindaco Giuseppe Galante, intervenendo in una piccola cerimonia aperta da Don Salvatore Cardella, che ha avuto parole di conforto per gli amici, parenti, elogiandone le virtù di chi trova la passione nelle opere del bene, che nel caso di Franco Galia prendono una dimensione planetaria. È mio dovere parlare di Franco Galia, che è stato un innovatore per quello che era il WWF. In quegli anni ancora se ne sentiva sussurrare. Lui è stato uno che ha anticipato i tempi, che ha visto nella natura, che ha visto negli animali la salvezza di questa terra. Era un uomo che non cercava la passerella, era un uomo che non cercava il primo posto, era un uomo che si interessava dei problemi veri del mondo, della vita, cioè i rapporti tra uomo e animali, tra uomo e piante, cosa che noi avevamo dimenticato, e per fortuna da un inizio come persone come Franco Galia oggi siamo un numero rilevante a renderci conto che è necessario rioccuparci, riconquistare quello che stavamo distruggendo, e speriamo di arrivare in tempo. Franco è stato un premonitore, è stato colui che ha iniziato il tracciato che noi stiamo seguendo, e dobbiamo essere sempre di più. Il suo è un ricordo che noi ogni anno, io è la terza volta, 3 anni che sono sindaco, la terza volta che vengo, e verrò sempre finché sarò sindaco e anche quando sarò cittadino, perché lui è un esempio da seguire, e questa villa gli sarà intestata con ritardo, perché onestamente noi non sapevamo di questa richiesta. Io pensavo che fosse già stato fatto e me ne scuso, però ci siamo occupati di intitolargli una strada molto ampia, e l'abbiamo fatto all'unanimità. Tutta l'amministrazione immediatamente si è data disponibile a che Franco Galia avesse un riconoscimento su una strada che è il cuore delle passeggiate estive. E anche questa, che è diventata una villa controllata bene da te, tenuta bene, tenuta anche dai cittadini, che ogni tanto noi cittadini siamo un tantino discoli, però pur tuttavia è una villa che ricorda, che è un simbolo per tutti noi, e specialmente, visto che vedo qua la professoressa, deve essere un simbolo. Abbiamo contribuito pure noi con la scuola, e infatti proprio abbiamo contribuito. Con i suoi alunni tutti gli anni per la festa dell'albero. Abbiamo Ogni messo alunno portava un suo alberello. Rispetto degli Ecco, alberi, sì, delle sì, piante, sì. degli animali, Sì, sì. che sono esseri viventi, e non è il pulcino che ha bisogno della ricarica per Assolutamente. camminare, come alcuni pensano purtroppo. E io ringrazio che c'è stato un uomo che si è speso per tutti noi, e noi abbiamo l'obbligo di rispettarlo, di onorarlo e di portare avanti il suo ricordo.